Ci sono atmosfere che solo il genio italiano ha saputo creare. La bellezza qui ti sorprende a ogni sguardo. Scorci sempre nuovi e originali trasformano i luoghi in simboli di autentica eleganza e stile, dove arte e design rivelano tutta la loro grandezza. In Italia, lo straordinario è normale, la meraviglia è emozione quotidiana. Il talento qui lo ritrovi ovunque, nella perfezione dei gesti, nella raffinatezza del gusto e naturalmente nell'armonia dei sapori. Eh sì, lo stile di vita italiano è conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Ma oggi vogliamo raccontare un altro capitolo di questa grande storia. C'è una terra unica, fatta di seduzione e complicità, dove innovazione ed eccellenza si sposano con semplicità e tradizione. E proprio in questa terra da sogno, il genio italiano ha inventato il Prosecco Doc. Ideale per incontrarsi e riconoscersi al primo sguardo. Cuore e creatività made in Italy, perfetto nei profumi e nel sapore, e con un segreto: essere geniale. Prosecco Doc, Italian Genio.
Ben ritrovati. Si esibisce ora Josephine Miles Olwen, di 21 anni, di Palermo, che porta di Beethoven, sonata numero 7 in Do minore, opera 30, numero 2, Thomas, Incantation, Tchaikovsky, Valse Scherzo. Al piano Monica Cattarossi.
Continuiamo con Francesco Papa, di 17 anni, di Roma, che si esibisce con Frank, sonata in La maggiore, Saint-Saëns, introduzione rondò capriccioso, Thomas, Incantation, lo accompagna al pianoforte Leonardo Bartelloni.
la volta ora di Elisa Scudeller, di anni 22, di Mareno di Piave, che porta le musiche di Brahms, sonata numero 1 in sol maggiore, opera 78, Thomas Incantation, Isaïe, sonata opera 27, numero 3. Al pianoforte Leonardo Bartelloni.
Sì.
La giuria si prende una pausa di 15 minuti e poi sentiremo gli ultimi due concorrenti. Grazie.